Ben ritrovati dalla redazione. Sciopero in Fincantieri. Dopo l'ultimo incidente i sindacati si spaccano. La CISL non aderisce alla mobilitazione promossa a Monfalcone da FIOM e Wilm per la sicurezza. Resta grave nel frattempo il 46enne travolto da un carrello elevatore. Un soccorso impegnativo si è chiuso sotto la pioggia a 1800 metri di quota. A venire recuperato un escursionista austriaco di 35 anni scivolato sul monte Malburik alto senza possibilità di risalire. A intervenire è stato il soccorso alpino di Moggio Udinese insieme alla Guardia di Finanza, all'elicottero regionale e ai vigili del fuoco. 16 nuove linee produttive, un programma per assumere 150 nuove unità di personale entro il 2026, con l'obiettivo di arrivare a 600 assunzioni dirette e la stima di 2100 posti di lavoro generati nell'indotto. BAT Trieste entra nella fase 2, in cui oltre ai sacchetti di nicotina per uso orale e i prodotti per la terapia sostitutiva della nicotina, inizierà a produrre nello stabilimento di San Dolligo anche nuove categorie di prodotto con e senza tabacco che si potranno fregiare del marchio Made in Italy. Tutto questo grazie a un investimento aggiuntivo che vale 80 milioni di euro. Quasi 2 milioni di euro invece per riformare la morfologia delle spiagge di Lignano Sabbiadoro, riportandovi la sabbia con le operazioni di ripascimento. L'annuncio è arrivato dall'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro. Dal momento che c'è grande incertezza sui futuri concessionari degli stabilimenti balneari, sarà la regione a farsi carico anche dei costi di carotaggio e analisi prima che gli attuali gestori progettino il ripascimento. Al via oggi le iscrizioni alla regata Go to Barcolana da Ravenna Trofeo Hera. La traversata collaterale alla 57esima Barcolana è organizzata dal Circo Velico Ravennate in collaborazione con la Società Velica di Barcola e Grignano in partnership con la Multi-Utility Hera. Gli equipaggi, informa una nota, partiranno alle 14 del 9 ottobre da Marina di Ravenna con l'obiettivo di raggiungere il Golfo di Trieste. Previsioni meteorologiche per la giornata. Oggi cielo in prevalenza coperto con piogge intermittenti da abbondanti e intense, possibili temporali anche forti e piogge molto intense più probabili su costa e bassa pianura orientali, dove soffierà vento da est o sud-est, in genere moderato, specie nelle ore centrali della giornata. Nel pomeriggio vento da sud-ovest, possibili mareggiate fra Lignano e Grado, in montagna in quota vento da sud-sud-ovest da moderato a sostenuto. Temperature minime in pianura fra 16 e 19, sulla costa fra 18 e 21 gradi centigradi, massime in pianura fra 20 e 23, sulla costa fra 21 e 24 gradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.